ti sento. Ecco, finalmente, ecco. Credo che questa attesa trepidante sia salutata da un saluto affettuoso dai racalmutesi di Hamilton e dai racalmutesi di Racalmuto. Sicuramente i racalmutesi di Racalmuto alla piazza Francesco Crispi. Qui il morale è altissimo, così come la commozione. Ecco, altrettanto qui da noi. Alcuni anni fa parlare di questa manifestazione sarebbe stato un sogno. Grazie alla magia del satellite, anche se con qualche momento di trepidante attesa, ci siamo riusciti. Bene, un applauso allora e introduciamo Da noi e subito da voi. l'inizio. Allora introduciamo subito l'inizio della nostra manifestazione con il coro polifonico del terzo millennio, un coro a voci miste formato da 40 elementi di età compresa fra i 15 e i 65 anni, tutti rigorosamente di Racalmuto, e si esibiscono in un canto popolare tramandato da generazione in generazione che racconta dell'arrivo della Madonna a Racalmuto. Il coro polifonico del terzo millennio in La venuta di la Madonna. Din capo marinaro venia, facendo feste sparanno cannuna, facendo feste sparanno cannuna. A scontrare a Carmuto per la via, non si ristarica sta gran signora, non si ristarica sta gran signora. Alla Luconti è tutto rosinato, un maraviglia finire l'aiuto, un maraviglia finire l'aiuto. E ai piedi si c'hanno occhiato, e con occhiuzzi soffiando faccia, e con occhiuzzi soffiando faccia. Dicendo d'oro cangio io vi faccio 6.000 scudi di dinari d'una, 6.000 scudi di dinari d'una. Eccellenza, non può essere sta cosa, capittinari canciare a Maria. Ammazio Arnucci giallo soli, li vestiami tutti ciall'intaron, li vestiami tutti ciall'intaron. Gli taru cordi in capo a guaggio bua e manco a riminare si putia, e manco a riminare si putia. Uli dinari caio vai a dare, un tempio cinni voglio fabbricare, un tempio cinni voglio fabbricare. Cupoli grazie ricorri a Maria, cannavi un pontichino e una fontana, cannavi un pontichino e una Era il coro polifonico del terzo millennio. Da Racalmuto vi giunge questo coro meraviglioso.
E allora Emilio, io passerei subito avanti. Abbiamo preparato un videoclip su Racalmuto con alcuni fra le immagini più belle di questo paese. Testo e immagini sono state curate e realizzate da Emanuele Cavallaro. Vediamoli insieme. Sotto di noi la campagna di Racalmuto. Sorvoliamo le contrade della Noce, di Cometi, di Luferraro, per arrivare sopra i ruderi di Luca Stigiuzzo, costruito nel XIII secolo. All'origine era una fortezza araba e per secoli è stata dimora di nobili. Il più importante per il nostro paese è stato il conte Antonio del Carretto, sposo di Costanza Chiaramonte. Egli diede origine alla baronia che per 400 anni padroneggiò Racalmuto. Andiamo ora, cari concittadini e amici canadesi, verso il nostro paese, pigliando la strada di Montedoro. Si passa vicino alla grotta di Fraddeco, cosiddetta perché il frate vi si rifugiò per avere commesso un delitto d'onore e che nel 1658, ritenuto eretico, finì sul rogo. Ecco Racalmuto, nome che in arabo vuol dire Valle del Silenzio. Oggi la ferrovia è a trazione elettrica e la stazione si trova nel punto più alto del paese. Da questa targa che ci unisce e superato il Ponte del Carmelo, si scende verso il centro. La chiesa di Maria Santissima del Monte, costruita nel 1730 dal barone Ercole del Carretto. La chiesa madre, che risale al 1620. Il tratto di strada che unisce la matrice alla piazzetta è un vero salotto dove tutti passeggiano, si incontrano e discutono di tutto. Le stradine caratteristiche che molti di voi hanno lasciato portano ancora l'impronta dell'architettura araba. Qui lavora il signor Giuseppe Grimaldi, che ha diversi parenti ad Hamilton. In Canada c'ho mia sorella, nipote, zii, cugine, parenti, amici tante e tante e le saluto a tutte e spero di rivederle al più presto. Siamo andati a trovare nella sua campagna il signor Totu Cicero. Vicino alla sua casa era intento a sistemare una pianta. Da noi avevamo tanti parenti, zii, tutto sommato, da cugini, amici, famiglie, no. Amici ne tanti, tra zii e cugini, tutti come eravamo tutti un centenario, tutta la nostra famiglia vicino. Nella zona della fontana dai 9 cannoli, sottostante il castello dei Chiaramonte, attorno al quale si estese nel XVI secolo Racalmuto, hanno la casa Angelo e Pietro Martorelli. Al nostro invito a dire qualcosa il signor Pietro. In Canada siamo tanti, che se l'ho visto salutare a tutti, ci ho visto una giornata intera. Perciò guarda qua, mi saluto tutti, a mia sorella, a mio fratello, tutti i miei nipoti e anche gli amici che ho lasciato. Siamo andati a trovarli a Lustazzuni. I due inseparabili fratelli lavorano nella fornace, vecchia di 300 anni, a loro arrivata per eredità di padre in figlio. Con una attrezzatura semplicissima, consistente in un telaio, una sagoma, un pezzo di spago e molta abilità, costruiscono i canali per le case e le chiese di mezza regione. Dopo averli fatto asciugare al sole, li sistemano a regola d'arte per la cottura nell'apposita conca. Accendono quindi il fuoco dentro la sottostante fornace
e dopo 2 giorni i canali sono pronti per soddisfare le richieste che ancora non mancano. Lì vicino, alla Baruna, il mercatino che ogni sabato è animato da molte persone che fanno provviste di tutti i generi. In periferia, sotto la chiesa di San Giuliano, edificata nella seconda metà del Cinquecento, si estende la contrada Saraceno e al centro di una lussureggiante vegetazione la fontana di Lurraffu, con la sua grande vasca a ferro di cavallo, dove trovavano posto 36 lavandaie prima che nascessero le lavabiancherie. Da sempre una delle più importanti risorse economiche di Racalmuto è costituita dall'estrazione del sale. Dentro questa miniera, operai altamente specializzati manovrano moderne perforatrici. E all'esterno vi sono impianti semiautomatici per trasportare, raffinare e caricare il minerale sui camion. È da qui che il salgemma parte per fornire tanti mercati nazionali e stranieri, Giappone compreso. Ma non era così 50 anni fa, quando i nostri padri scendevano nel sottosuolo dentro gabbie malsicure. Lavoravano in questa maniera, incredibile e disumana maniera. Ma bando ai tristi ricordi. Oggi Racalmuto è in fase di grande sviluppo. Tra le opere degne di nota la sistemazione del teatro Regina Margherita, costruito nel 1880 dall'architetto Dionisio Sciascia, della scuola del famoso Basile. L'interno è la riproduzione fedele del Teatro Massimo di Palermo. E il grande sipario rappresenta in modo drammaticamente realistico la sommossa dei Vespri siciliani. Tra le varie realizzazioni primeggia la Fondazione Sciascia, che ha sede nella vecchia centrale elettrica completamente ristrutturata. Spesso vi si svolgono dibattiti e convegni con la partecipazione di letterati, magistrati, scrittori, registi di fama internazionale. La Fondazione arricchirà certamente il nostro paese e sarà un richiamo importante per la cultura e per il turismo. Questo il Pino, immortalato da grandi pittori, che domina le fertili e armoniose colline della contrada Noce. La Noce di Sciascia, ispiratrice di buona parte dei suoi libri. E questo è il cancello che porta alla casa di campagna. Casa alla quale Leonardo Sciascia era molto legato da sentimenti personali e collettivi, da tanti affetti, da struggenti ricordi. E per concludere, amici di Hamilton, alcune scene della festa di Lumunti.
Grazie Antonella, grazie di questo meraviglioso filmato di Racalmuto che ha creato in tutti noi emozioni indescrivibili, ma certamente che riusciranno a fermare per tutti un ricordo di questa giornata che rimarrà negli anni e anni a venire. Ecco, vogliamo ricambiare anche noi col mandare a voi a Racalmuto un breve filmato, una breve scheda della nostra città di Hamilton. Ecco a voi Hamilton. Saluti, mille e mille calorosi saluti da Hamilton che quest'anno celebra il 150° anniversario della fondazione. Il primo uomo bianco a guardare sui nostri declivi è stato l'esploratore de La Salle nel 1669. Molti anni dopo, un gruppo di coraggiosi coloni e di loyalisti hanno fondato un piccolo villaggio e nel 1846 Hamilton è diventata ufficialmente città. Grazie alla posizione geografica, al porto naturale sul lago Ontario e l'accesso attraverso i grandi laghi all'Oceano Atlantico e grazie anche ad una eccellente rete stradale, ferroviaria ed aerea, la popolazione è andata sempre più aumentando con l'apporto di emigranti provenienti da ogni continente. La comunità italo-canadese, una fra le più numerose, fra le più industriose, conta oggi più di 60.000 persone. Oltre 15.000 ritrovano le loro origini nel ridente paese di Racalmuto. Io sogno Baldassare Giglia, il presidente della Fratellanza Racalmutese. Questo gruppo fu formato nel 1933 nello scopo di esserci tutti riuniti, questi vecchi nostri che arrivarono prima di noi, fecero questo gruppo per questo motivo. E così siamo nati con questa caita, veniamo a giocare a carte, a giocare alle bocce, a bere la bottiglia alla birra, e questo lo passatempo nostro. Questa ragazzina è figlia di mio nipote Giuseppe Giglia, figlia del figlio di mio fratello Felice Giglia. Adesso vi presento il mio segretario del club, Giovanni Esposto. Grazie signor Presidente per questa bella presentazione. Noi qui siamo in circa 25.000 racalmutesi, cioè nati qua e con le loro famiglie. Qui al club ci riuniamo in diverse occasioni. Per feste, abbiamo le gare di bocce, abbiamo golf tournament con l'aiuto di tanti nostri soci onorari canadesi e di tutta l'Italia, dalla Sicilia fino all'Alta Italia. Abbiamo tutto, qui ci divertiamo un mondo. Grazie a tutti e vi saluto a tutti i miei racalmutesi di Racalmuto. Grazie. Bravo. Io mi chiamo Salvatore Agro, inteso lo figlio di Salvatore Stagnino. Io sono cane, sono presidente della festa Maria Santissima del Monte, la comunità racalmutese. Lo primo racalmutese che arriva qua in Hamilton arriva proprio in questa stazione di treno. E questo è stato nel 1908. Di allora ognuno si è fatto la sua casetta con il suo sudore, hanno lavorato forte nella sacca e ringraziando a Dio fino adesso stiamo tutti bene. Come ho detto prima, io sono il presidente della comunità racalmutese Maria Santissima del Monte e parleremo un po' della festa, quando è stata la prima festa. La prima festa è stata fatta nel 1931 dei nostri vecchi padri, quelli che sono venuti nel 1908. Dopo 5 anni di festa, perché è durato dal 31 fino al 35. Dopo di allora c'è stata la depressione e allora quella festa non si è fatto più. Allora abbiamo fatto un'altra volta la festa nel 1989, fino a oggi, in questa piazza, dove tutti i racalmutesi stanno in giro a questi contorni qua. Specie il modo, su muri stretti, abbiamo adesso il nome della strada racalmutese. Mi chiamo Nicola Giuseppe Zaffiro e sono un avvocato nella città di Hamilton dal 1955 fino al presente. Il mio padre è Francesco Giuseppe Zaffiro e la mia mamma Maria Maddalena Licata, che sono immigrati in Hamilton nel
1926. Loro sono nati a Racalmuto e sono solo due dei tanti immigrati che sono venuti in questo paese per migliorare il futuro per loro e per i loro figli. Sono un professionista da molti, abbiamo molti professionisti in tutti i campi. Abbiamo dottore, farmaciste, dentiste, commercialisti, avvocati, giudici, tutto. Tra di loro il dottore Alfonso Parisi, il dottore Ignazio Scimè, farmacista Gioacchino Marchese, il capo, il direttore del Colosseo, teatro e sala di congresso della città di Hamilton, il direttore, il signor Gabriele Macaluso. Il presidente dell'anniversario, 150° anniversario della fondazione della città di Hamilton è la signorina Vincenza Travali, tutti d'Oriente racalmutesi. Qui si celebra la festa della Santissima Madonna del Monte e la festa è stato un gran successo. Io adesso voglio augurare a tutti voi un successo per la festa della nostra bella madre del mondo. Voglio anche dire che tra i nostri professionisti ci sta il giudice Giuseppe Calogero Scimè, che è il figlio forse di uno dei primi immigranti, Giuseppe Scimè, che è immigrato nel 1898. Hamilton è orgogliosa di essere città gemella con Racalmuto e in particolare durante questo anniversario della fondazione è felice di potervi parlare ed ascoltare dal vivo via satellite. Come vedrete durante la prossima ora, Hamilton è profondamente legata al vostro paese. Migliaia di nostri concittadini sono partiti da Racalmuto sin dagli inizi del secolo. Migliaia di nostri concittadini ritrovano le loro origini, le loro radici nella meravigliosa e solatia terra di Sicilia. Con quanto interesse e anche commozione gli amici qui a Racalmuto hanno osservato, hanno guardato, hanno scrutato queste immagini, le hanno anche studiate, molte di loro infatti non sono mai venute lì ad Hamilton e proprio per questo in questo modo hanno potuto vedere dove abitano i loro concittadini. Ma adesso passiamo al saluto con le autorità, facciamo anche questo scambio, le nostre autorità con le vostre. E allora qui alla mia sinistra il sindaco Salvatore Petrotto e poi c'è il presidente del Consiglio Comunale Arcangelo Puma, c'è il vice sindaco Calogero Giglia, il quale ha fatto sì che questa manifestazione potesse essere realizzata, e c'è anche padre Puma. Ma io passerei subito la parola al sindaco di Racalmuto che vuole farvi un saluto. Innanzitutto un calorosissimo saluto a voi. Se vi ricordate, 2 anni fa è stato un incontro simpatico il nostro, quello che abbiamo avuto ad Hamilton, e in quell'occasione è maturata questa idea, che poi dopo 2 anni si è realizzato questo collegamento via satellite che ci dà la possibilità di stare assieme anche se siamo momentaneamente lontani. Un saluto rivolgo soprattutto alla fratellanza racalmutese, al comitato dei festeggiamenti, al sindaco Bobby Morro, a Geb Macaluso che ci ha consentito, assieme alla nostra amministrazione comunale, di realizzare questo avvenimento, questa manifestazione stupenda che ci vede vicini. Io non voglio assolutamente prendere del tempo ad altri perché l'occasione è molto ma molto emozionante. Voi avete occasione stasera di vedervi a distanza. Io ho scorto tra di voi alcune persone che mi sono care, che sono venute anche lo scorso anno qua a Racalmuto. Ricordo Agro, i fratelli Agro in particolare, e Giglia, il presidente della fratellanza. Ecco, tutti. E saluto loro a nome di tutti, perché sicuramente questa occasione, l'occasione di stasera, è un'occasione veramente emozionante che si sta celebrando in nome e in onore della nostra compatrona Maria Santissima del Monte. E l'avvenimento è anche questo, il celebrare a distanza sia questa ricorrenza religiosa e soprattutto
vi do un saluto e un grande augurio per il futuro per questa stupenda città di Hamilton che celebra il suo 150° anniversario. L'occasione è stata un'occasione d'oro, l'occasione del vostro 150° anniversario, l'occasione anche dei festeggiamenti in onore qua di Maria Santissima del Mondo. Grazie a tutti voi e soprattutto spero che ci rivedremo presto, ci rivedremo possibilmente il prossimo anno, e molti di voi che sono qui presenti, che sono venuti per l'occasione, sicuramente hanno voglia di salutarvi, di stare e di collegarsi spiritualmente con voi in questa bella occasione. Bene, grazie signor Sindaco. Adesso passiamo la parola a Arcangelo Puma, che è il Presidente del Consiglio Comunale di Racalmuto. Un saluto anche da parte sua. Allora, volevo principalmente salutare il Sindaco, il Vice Sindaco e tutta l'amministrazione comunale di Hamilton. Oltre al saluto, li volevo semplicemente ringraziare per il loro comportamento che hanno avuto e la presa in considerazione dei nostri emigrati che sono partiti tanti anni fa e che con spirito, col carattere racalmutese si sono imposti e sono arrivati ad ottenere determinate posizioni sia nel campo giuridico, politico e in tutti i campi. E l'augurio che rivolgo alla comunità di Hamilton è quello di avere festeggiato questi 150 anni bene, diciamo che sono stati molto molto vicini alla nostra comunità, e un saluto a tutti i nostri concittadini. E chiudo con una proposta che vorrei fare, di continuare a ridurre questo ponte che si è creato tanti anni fa tra Racalmuto ed Hamilton, con una proposta che è quella di trasferire ai nostri giovani questo principio di solidarietà, di amore anche nei confronti di questa città. Grazie al Presidente del Consiglio Comunale. Un brevissimo saluto da Padre Puma, brevissimo, grazie. Carissimi fratelli e sorelle, cari giovani, a voi piccoli un messaggio di amore. Qui siamo riuniti e siamo un cuor solo ed un'anima sola. Lo sguardo della Vergine Santissima si posa su di voi. Il bambino che porta sulle braccia vi benedice e vi accoglie sempre, accoglietelo anche lui. Vi aspetto qui a Racalmuto per il 2000, nel quale anno io celebrerò il 50° di sacerdozio. Vi farò trovare la Chiesa Madre tutta restaurata e consolidata. Grazie a Padre Puma, grazie a Padre Puma. E adesso la parola a te, Emilio. Attendiamo anche il saluto del vostro sindaco di Hamilton. Grazie Antonella, qui non so se riuscite a vedere, i racalmutesi stanno mandando baci, abbracci a non finire. Vorrei personalmente ringraziare le autorità di Racalmuto per aver reso possibile questo evento che possiamo definire certamente storico. E come tu dicevi prima, vogliamo scambiare col nostro sindaco. Il nostro sindaco da qualche giorno, anzi da qualche anno, sta cercando di imparare il siciliano. Vediamo come se la cava. A voi il piacere di mandarvi il messaggio dal vivo del sindaco di Hamilton, Bob Moro, che noi abbiamo ribattezzato Roberto Moro. Sindaco di Hamilton. Well, thank you, Emilio, and to Mayor Petrotto and all of our friends in Racalmuto, thank you so very much for sending us these birthday wishes, for allowing us to be part of something so special that will be within our memories forever. And during my 3 visits to Racalmuto, many experiences were had. They all come flooding back to me now. The kindness is shown by Mayor Petrotto and the preceding mayors, the councilors, the meeting with Shasha at his house 10 years ago. All of the wonderful experiences come back to me today.
And this is such a special occasion because thanks to Alderman Vince Agro, who was with you in Racalmuto 2 weeks ago with Gabe Macaluzzo, and thanks to Emilio Mascia, thanks to TV11 and Dominic Stanchieri, and so many over there as well, we're able to have this simultaneous transmission and to celebrate a remarkable relationship between Hamilton and Racalmuto. Emilio, you're on. Ecco, non so se siete riusciti a capire il nostro sindaco, comunque vorrei brevemente riassumere, quello che ha detto. Dopo i convenevoli ringraziamenti, naturalmente ha ringraziato un po' tutto, riprometto che questo possa intensificarsi sempre più nel futuro. Prego, Sisi. We were able to celebrate at one and the same time the feast of Maria del Monte in Racalmuto and our sesquicentennial in Hamilton. We celebrated the feast here last month, and our sesquicentennial celebration takes place all year. A combination of big events, the National Entertainment Awards, the World Curling, the Grey Cup, the National Football Championships at the end of the year, the visit of Prince Charles, the visit of our Governor General, and smaller events in schools, churches, social clubs, and all ethnic organizations allow us to celebrate the past, the present, and the future of our city of Hamilton. Come sapete, quest'anno Hamilton celebra il 150° anniversario della fondazione e il sindaco esprime il suo vivo compiacimento che questo avvenimento e questa riunione tra i racalmutesi di Racalmuto e i racalmutesi di Hamilton avvenga proprio durante queste celebrazioni che hanno iniziato appunto all'inizio del 1996 e continueranno per tutto l'anno. One of the most amazing and wonderful parts of Hamilton is the Racalmutese community. Here in this city for over 120 years, now numbering possibly 23,000 people. This in itself one of the most significant transplantations of people from one community to another in the history of Europe and the Americas. Ecco, il sindaco adesso si sta riferendo in particolare alla comunità racalmutese di Hamilton e dice che è una delle comunità più vive e più palpitanti, più importanti della città di Hamilton. Hamilton then has had this most honorable, productive, and contributing community of people, either through direct immigration or through descent, and it has been in its moral fiber, its standards, and in all its achievements and contributions, a benefit of priceless value. Il sindaco continua appunto nell'apprezzare la comunità mettendo in risalto proprio i valori, il contributo che gli italiani e i siciliani e i racalmutesi in particolare hanno portato a questa città. As you celebrate in Racalmuto the feast of Maria Santissima del Monte, as we celebrate in Hamilton the same, and of course our sesquicentennial, we say from the bottom of our hearts, thank you for this opportunity this evening. Thank you for the gift of the Racalmutese people of Hamilton. Thank you for the relationship which will be part of all of us forever and ever. May God bless Racalmuto. May God bless Hamilton. Viva Racalmuto, viva Hamilton. Credo che quest'ultima parte del discorso del sindaco Boboro non ha bisogno addirittura di traduzione. Il sindaco si compiace che proprio in occasione della festa di Maria Santissima del Monte e della festa per le celebrazioni del 150° anniversario di Hamilton sta avvenendo quello che noi stiamo vivendo. Quindi si auguro che il nostro rapporto, le nostre relazioni possano intensificarsi sempre di più negli anni a venire e ha finito col dire viva Hamilton, viva Racalmuto e l'augurio con il quale il nostro sindaco si augura che appunto Hamilton e Racalmuto possano continuare
questo rapporto negli anni a venire. Thank you so much, Bob. We certainly appreciate what you say on behalf of all the Racal Mutese, and we will take you by word, we will continue to have these events with Racal Muto and hopefully other community across the world. Thank you so much. Quindi, ecco, adesso siamo arrivati. Vedete, io direi una cosa, adesso vorremmo proprio far salutare alcune persone, alcune famiglie che stanno qui a Racalmuto e che per decenni addirittura non hanno avuto l'occasione di poter rivedere, di poter parlare con i loro cari che sono ancora a Racalmuto. Naturalmente il tempo per far parlarvi tutti quanti non c'è, però ascoltiamo prima un certo gruppo di famiglie, dopo io cercherò di venire fra di voi, Antonella, fra i racalmutesi, e cercheremo di farvi parlare l'un l'altro quanto più è possibile. Poi, come diceva e come ha suggerito Antonella, tutti insieme finiremo con l'inno nazionale siciliano cantando anche io in siciliano Shuri Shuri, va bene? Credo che siamo qui alla prima famiglia che sta qui con noi, è la signora Giuseppina Agro, che è sposata con il signor Angelo Bertolotta. Ecco, signora Giuseppina, da quanti anni manca da Racalmuto? 38 anni. Da 38 anni. Chi ha ancora da Racalmuto? 2 sorelle, e cugini e amici. Come si chiamano le sorelle? La sorella si chiama una Mattina Calogera e l'altra si chiama... Ecco, le emozioni fanno degli brutti scherzi, però credo che c'era Antonella che c'ha proprio Emilio, una delle tue, ecco la tua sorella, la sì, vede? Ecco, esatto, vediamo che cosa c'ha c'è da qui dire. proprio Calogera. E Cacci su tutti Ciao, i ciao. Pina, Toto, vieni, cazzo! Oh, sì, Rosa, ciao Rosa, ciao Enzo, ciao, che c'è Gino, che ti È un momento davvero Lena, emozionante, Emilio. Io Lena, ho la pelle d'oca, tua credimi. famiglia, tuoi figli, a tutti. Ciao. Cazzo, Gino, Toto, anche tu! Ecco, magnifico. Saluta tutti! Speriamo che possiate andare a Racalmuto al più presto possibile. Vorrei passare, ecco, ad un'altra famiglia che abbiamo qui con noi, è la signora Lina Ippolito e Antonio Puzzo, e credo che Antonella tu avrai una sorpresa per Lina e Antonio. C'è qui Carmela Ippolito, la signora, Carmelina. eccola qui. Signora, saluti. Ciao saluti. Carmelina, ciao. State bene, ciao. Marianna. Come Giovanni. stai? Bene, bene, bene. Come sei? Ciao a tutti, saluto a tutti. Ciao, ciao. Che è la sorella. signora è immagino. emozionata, Quella ma è la sicuramente... sorella, quella è la nipote, quello è il marito di mia sorella e questo è il loro genere. Prego Antonella. Ciao. Scusa Emilio, Ciao. no, volevo dire che praticamente non si vedono da 12 anni con il fratello Giuseppe e da ben 27 anni con la signora Lina. Domandi qualcosa a sua sorella. Lina, vieni. E qualche volta ci vieni, sì, per ora no. Venite voi. Io ti Ciao. voglio bene, non posso venire, No? che non posso camminare. Oh. Ciao! Ciao, ciao. Marianna, vieni tu pure con tuo marito. Marianna. Volta verrò. Marianna? Sì, senz'altro. Vieni tu. Sì, zia. Come Sì, stai? senz'altro. Bene, Vieni, grazie. vieni. Sì, Ciao, ciao zia, ciao, ciao. Allora Marianna, Giovanni, Zio. Carmelina, Ciao, zia Antonio. ciao a tutte, come vai? Ciao, vi vogliamo tanto bene. Bene. Ciao. Salutami a tutte. Sì, ciao. Le sorelle. Tu fai lo stesso a Maria e Giovanni. tutte. Tanti saluti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. È da tantissimo tempo che non si vedono, figurati che la nipote l'ha visto l'ultima volta, aveva l'età di 13 anni, quindi immagina tu. Allora, andiamo avanti, io qui ho la famiglia Mattina e c'è Nicolò e Domenico e vogliono parlare con la sorella Annunziata Mattina, sposata in agro, eccola, sono contentissimi. Ecco, e di fatto... Sorella, io ti voglio bene, cognato.
vedi che siamo qua inquadrati. Faccio il disonorato, se non vieni lanciando ti spacco la testa. Oh, ho capito no? Cara vigile, tu sei la vigile urbano, se non vieni lanciando ti spacco la testa. Saluto a tutti, nipoti, pronipoti, qui c'è mio fratello. Ciao Nuna, ciao, tanti auguri a tutti. Ciao, sì. Tutto a posto? Grazie, va tutto bene, buone. ciao. Salutiamo a tutti, ciao. Grazie, ciao. grazie. La signora ha 9 figli, figuratevi. Ecco, 9 Antonella figli e adesso 25 vuole nipoti. Nunziata appunto rivolgere il suo saluto. Saluto, ciao. Ciao Nico, ciao a tutti. E Dio ci aiuta a tutti, ciao. Cettina, ciao. Lanciano ti aspetto. Ciao. E allora Emilio, possiamo passare avanti? Ciao zio Nico, Mimo, zia, cugina, a tutti i miei cugini Martina, cara zia Lilla e Vincenza e a tutti i miei cugini che già hanno tanto tempo. Brava Pina, brava, ciao. Brava Pina, ciao nipoti. Se diventiamo Ecco salutare Antonella, tutti i allora nipoti, passiamo cresciamo subito piano. alla prossima, Antonella. Sì, infatti, hai proprio ragione. Allora, l'altra famiglia è la famiglia Bellavia. C'è la signora che è emozionatissima e non vede il fratello, pensa un po' da ben 30 anni. Allora, signora, tra poco inquadreranno suo fratello. Che cosa vuole dire? Tante salute stanno bene. Eccolo lì inquadrato, signora. Ecco qui Pietro e Rosa. Pietro, come stai? Stai buono, e tu come sei? Io sto bene. Tuo figlio Ma come sta? abbiamo la famiglia. Tutti il gioco siete? Sì, tutte qua siamo. Ok, saluti a tutti. Tutte buone sono le bambine, le figliuole. Tutte buone sono, Come ma stai, figlie? sulla gnosica. L'agnosi, ah. Non ce n'è lavoro. E tua moglie, dove sta? Ciao, Rosè. Ciao, Salvatrice, come stai? Io sto bene. Tanto sai che non ci vediamo, Ben 34 anni. Grazie, State grazie. tutti bene? Stiamo bene per salute. Ok. Ciao. Dica c'è mio figlio che ti vuole parlare. Ciao zia Rosa. Ciao. Come stai? Sto bene. Ciao, come stai? Bene. Io sto bene. Che si dice in America? Che si deve dire? Si tira avanti la vita, noi. Anche qua si lavora pure. Ecco, quindi a Ciao, darci zio Pietro. appuntamento che voi venite qui ad Hamilton e poi loro vi riconducono lì a Racalmuto. Ecco, passiamo Antonella, Allora, sì. ecco, passiamo Sì, andiamo ancora avanti. ad un'altra famiglia. Allora, vediamo un po' chi c'è, la famiglia Brucculeri. La famiglia Brucculeri è eccola qua. Chi hai tu lì, Emilio? Ecco, abbiamo Emilio. qui con noi, Antonella, la famiglia dimmi. Brucculeri, a cominciare da Bravissimo, Dino, esatto. Sì. da Salvatore. Perfetto, allora. Ciao zio. Zio, ciao. Sono Dino. Ciao Dino. Mi senti? Dino, è Vedo, lo mamma. zio, è lo zio che ti parla. Sì, ho capito. Un Vedo, compagniere bene, Dino zio. Della zia Grazietta, Sì. come state tutti? Come Tutti va bene, Dio, zio. Cutaia? Adriana, Va tutti? tutto bene. Si sente Tutti, bene? tutti bene stiamo. Noi ti vediamo Sì, sì, bene. tutti bene. Bene. Come ci Sì, presenta sì. la Anche festa? noi stiamo bene. Sì, Ti è auguro tutto a te e a ok. tutta la famiglia una buona festa del monte. Grazie zio. Grazie. Sentirai la zia Grazietta adesso. Dino? Va bene. Come stai, zia Dino? Graziella. La zia Graziella Bene, ti zia. parla. Sono 24 Sì, ho ore che capito, non ci va bene, vediamo, zia, adesso ci bene. vediamo di nuovo. Ti auguro una Sì, buona sì, zia. fortuna a te e alla famiglia. E dammi un bacio Grazie, a tanti tutti. saluti zia a tutti i Tanti cugini. saluti. A Dino, a Lillo di Cantonese e tutti. Salutiamo a tutti. A Gattina. Va bene, zia, A saluti. Gattina. A Gattina. È qui accanto a me. A Gattina non ci sta? Ciao, a zia. Gattina. Ciao, zia, come va? Come mi fa stai? piacere vederti. Tutti bene, grazie.
Ecco, la signora Giovanna ha qualcosa di particolare, quello che mi raccontava, signora, la cugina, come ha saputo di questo avvenimento? A via della televisione. Che cosa è successo? Per me è un gran successo, particolare per me. Voglio ringraziare a tutti quelli che si hanno interpretato per questo gran successo. E poi la mia famiglia che mi hanno tirato, perché io abito con la mia famiglia a Buffalo. E voglio dire un augurio al mio cugino Dino. Dino! Ciao Giovanna! Ciao, un bacio a tutti! Ciao. Un braccio a Grazie, tutti! fratello, salute a tutti! Sì. Tu fai lo stesso, un abbraccio! Molti anni che non ci vedo, da 50 anni. Allora con questa zia non si vedono da 47 anni, però il signor Dino ha promesso che probabilmente andrà in Canada, quindi vi vedrete presto insieme. Dino, mi conosci? Ciao cugino Dino, ciao. Ciao Dino, mi conosci? Sì, ti È vedo, 47 ti conosco, anni che non sì, ci sì. vediamo, Dino, speriamo che ci vediamo fra poco. Ma speriamo che sia al più presto, ti saluto, ciao. Allora Buon Emilio, io divertimento. devi passare ancora avanti. Ecco, vai Antonella, passiamo subito Sì, all'altra anche famiglia. perché è stringatissima, no? Tu lo sai benissimo, meglio di me. Allora, qui ho la signora Matteriano Giovanna. Tu sicuramente avrai qualche parente lì, no? Io sono sicura che è la sorella, con la quale la signora Giovanna non si vede da 18 anni, pensate un po'. Erano sorelle, in tutto erano addirittura 14 figli, sono rimaste soltanto in 2, la signora Giovanna e la signora Concetta. Qui è internet, ma sì. Concette. Ti saluto, la saluta, che te ne stariamo lontano. Lontano, come passare che vediamo. E tutti buoni siete. Tu buona sei. Buona vedere, buona io. E tutto vedere, salutami a tutti, Tanto ringraziami a tutti per salutare. Di gioco. A tutti i nipoti. Me la ringraziare che li vedisti. Ok. Ci faciste voi. E mi ringrazia a tutti e due, come te dirla, Canada. Ringraziami a tutti, che sono tutti bravi. Zia Giulia, io sono il nipote. Dai, Giannina, come sei? Saluto a tutte le cucine e tutte le piccole camote. A tutti. E tutti salutano a tia. Ciao, si Giugia. Mi chiamo Concetta Rizzo. Sono figlia di Peppi Quagliara. Ciao, mi senti? La figlia. Grazie a stati che ti facessi con mio figlio. Ciao. Quando venirà all'America, che ci facessi? Emilio, non vedi? Voglio salutare Emilio, a non tutti. credi che le due sorelle che si assomigliano? Moltissimo, Vedi come moltissimo, si assomigliano queste due eccolo. sorelle? Sono Antonella, identiche, eh? Ecco, vuoi passare Allora. tu alla prossima famiglia subito? Alla prossima ed ultima famiglia, che è la famiglia della signora Monreale, sono due sorelle, Cettina e Peppuccio. Questa è una storia veramente particolare e singolare. Pensa, loro incontrano questa sera il signor Angelo Cino, che per loro rappresenta come un secondo papà. Perché? Perché il papà di queste due signore li salvò ai tempi della guerra la vita. Ecco signora, lo saluti. Ciao di Angelino. Ecco, qui abbiamo appunto Angelo con tutta la famiglia. Prego, Ciao di Angelino, mi senti? Come andiamo? Ciao, Tutto buono? bene, c'è Peppuccia, tutti bene, c'è Mi fa Peppuccia pure, tanto Ignazio, piacere. Fabio. Pure noi Sì, stiamo zio, mi bene. hai fatto... lo vedo, mi hai fatto un grande piacere, proprio non te lo puoi immaginare. Io rivedo mio padre. E a Vicenzina pure mi devi salutare tanto, Vicenzina. Cettina, come sei? Cettina, come Tutti sei? bene stiamo, sì. Tutti Sono bene. felicissima di vedervi. Altrettanto noi. Lavoriamo tanto bene. Ciao. Un bacione per tutti. Ciao, ciao. Ciao, Gianna. Peppuccia, come andiamo? Ciao bella, come stai? Stiamo bene. Mi ha fatto piacere vedervi a tutti. Grazie, salutami a tutti. Grazie assai. Grazie. Ti prometto che vi verrò a trovare. Tanto piacere. Ciao, Dio vi benedice a tutti.
Grazie altrettanto, la Ciao Madonna a tutti lei, ciao. ci aiuterà tutti. Bene, allora Emilio. Sì, Antonella, io direi, guarda, perché far parlare quanta più persone possibile. Sì, ecco, sono perché d'accordo non con te, incominci Emilio. tu, in modo che Sì, vai fra la certo. gente e fai salutare, io farò la stessa cosa dopo. Allora, qui la piazza è gremitissima, vediamo un po' chi alza la mano. Ecco, vediamo un po', qui lei ha qualcuno in Canada? Mia sorella. Come si chiama? Saluti. Ciao Popa, ciao, Popa Villa, ciao. Bene, andiamo ancora avanti, vediamo chi c'è. Ecco qui, chi c'è? Angelo, ciao fratello, ciao, bello, ciao. Io passo ancora avanti, vediamo un po' chi c'è qui. Qui, vediamo chi c'è, una ragazza giovanissima. Vorrei salutare i miei zii che stanno in America, tutti i miei cugini, ciao. Come si chiamano? C'è la famiglia La Vecchia Piazza. Ciao a tutti. Allora, andiamo un po' più giù, vediamo, facciamo un po' così, ecco qui. Io corro, ecco qui. Beh, sogno tutto! Sogno con mia moglie, mio figlio, tutto! Ciao! Eccola con la mia sorella. Si chiama Maria Giancani. Tanto saluto a tutti i miei nipoti, Alfonsina, Annelina. Ecco, prendiamo ancora Antonella, avanti. Qua, prendiamo eccola da qua. Hamilton perché il Allora. tempo si sta proprio... Scusami, Emilio. Il tempo è tiranno purtroppo, ecco, vorrei far Emilio, salutare... l'ultima. Benissimo. L'ultima. Va bene. Voglio salutare a mamma, papà, mio frate, tutti gli amici. Hi everybody! Gliel'ha detto in inglese pure, ecco. Noi vogliamo, grazie Antonella, ecco, con il saluto del vice sindaco Agro Vince, che è oriundo di Racalmuto. Voglio ringraziare tutti quelli di Racalmuto che ha fatto la mia visita là, proprio una cosa fantastica. Il sindaco qui mi ha detto molto tempo che Racalmuto era un posto fantastico e è vero. Perché non eri mai stato prima? No, mai è stato prima e sono molto orgoglioso di essere di sangue racalmutese e italiano. Magnifico. Vedo che il vice sindaco con la venuta a Racalmuto ha migliorato di molto il suo dialetto siciliano. Ecco, vedo qui un'altra bella giovanetta, una giovane signora. Signora, il suo nome, chi vuole sapere? Non ho nessuno a Racalmuto. Tutti gli amici e tutti i racalmutesi. Da quanti anni manca da Racalmuto? Quasi 40 anni. Addirittura, quindi gli auguri per un felice ritorno al più presto. Ecco, vediamo qui loro già mi sembra che abbiamo parlato, ecco, c'è un giovane qui. Vediamo questo giovane, come ti chiami? Vincenzo, mia sorella da Gomorra a Racalmuto. Ciao! Ecco, vediamo un po' questa bambina, come si chiama? Si chiama Salvatore Amore, io sono Michele Agro e vi do tanti baci a tutti i Racalmuto, amici, cugini, parenti, e mia suocera e mamma, a tutti. Ciao! Ecco, grazie, fammi cercare, su, veloce. Tommaso, Rosetta, noi stiamo bene. Ecco, fammi andare un po' da questa parte, vediamo un po', ecco, questa signora qui, come si chiama, signora? C'è la mia zia Francesca Sanfilippo e Benito Sanfilippo e Edoardo Sanfilippo. Dica, che cosa vuole dire? Veloce. Voglio salutare tutti i cugini Alaimo, Giovanni, Giuseppe e Ciale Gagliardo che ti siamo visti. Velocemente. Sono Carmelo Tinebra, voglio salutarlo a tutti i parenti, sorelle. Un momento solo, ecco, scusatemi. Ecco, vediamo questa signora che... Come si chiama, signora? Io Sciollentano. Chi vuole salutare? A tutti i parenti e amici. Ecco, vediamo lei, signora. Io sono Giuseppina Cardillo, voglio salutare a mia cognata e a tutti amici. Ciao. Tanti saluti papà, sorelle, fratelli, cugini, tutti. Ciao. Ecco, vorremmo far salutare, ecco, proprio questi di Racalmuto. Guarda Antonella, io non riesco più, credo ti ripasso il microfono.
A te, Ok, Antonella. Emilio, grazie. Allora senti Emilio, io passerei Lillo, subito saluta la parola famiglia al coro Sperrazza, polifonico Nillo Terzo Sperrazza e Millennio. famiglia. Vincenzo, ciao, ciao. Allora Emilio, io credo che siamo in A te, chiusura Antonella, sicuramente. ecco. E allora senti, io passerei adesso la parola, anzi la voce, al coro polifonico del Terzo Millennio, in quello che io definirei la colonna sonora della nostra terra, della Sicilia. Sciuri sciuri, uniamoci tutti a questo coro. E allora la parola al coro polifonico Terzo Millennio. Giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, l'amore camera che ti lo torno. Giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, l'amore camera che ti lo torno. Giuri di rubittare spini santi, se tu passano cantare mi senti. Non canto né p'amore né p'amanti, canto per svariati mi lamenti. Giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, l'amore camera se ti lo torno. Giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, l'amore camera se ti lo torno. Lo sabato si chiama allegratori, pianta di beggia la mogliere, la villa di accimori lucori, e prega che lo sabato non meni. Giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, l'amore camera se ti lo torno. Giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, l'amore mi dasti te lo torno. Bene Emilio, un saluto da Racalmuto, calorosissimo. Emilio, è stata un'esperienza stupenda, speriamo di poterla ripetere magari con più tempo. Ciao Hamilton, ciao. Io non ti sento più Emilio. Sì, Antonella, purtroppo sono stato assalito dalla folla e finalmente mi avevano preso il microfono perché volevano continuare a parlare direttamente con voi. Ecco, quindi un saluto affettuoso, caloroso e mi auguro di poter in un prossimo futuro essere anche io ospite di Racalmuto. Grazie Antonella, per rivederci. Grazie Emilio, grazie per la bellissima serata, speriamo di poterla ripetere presto. Ciao Hamilton. Ciao Racalmuto!